ne approfitto, sono qui e mi fa piacere salutarvi in occasione di questo nuovo appuntamento con i Venerdì di Storia, che è una rassegna che veramente vede sempre il tutto esaurito, e penso che dovremmo cominciare a pensare a un'altra sede che contenga questo pubblico, costretto anche a rimanere in piedi. Semplicemente buona serata a tutti quanti e buon ascolto. Grazie. Grazie. Allora, grazie al sindaco che ha introdotto la serata. Anch'io ringrazio il professor Pio Baissero dell'Università di Udine, che è qui con noi per affrontare un tema davvero molto intrigante, interessante, di cui poco si parla. E naturalmente ringrazio anche Ruggero Favero, il dottor Ruggero Favero, editore di Itinera Progetti, che ha pubblicato questo bellissimo libro. Tra l'altro è disponibile in sala per chi volesse acquistarlo al termine dell'incontro, e che dialogherà insieme al professore sul tema appunto che affronteremo stasera. Vi ricordo gli ultimi 2 appuntamenti della rassegna con 2 tra i maggiori storici italiani. Uno è Mauro Canali, che venerdì prossimo parlerà del delitto Matteotti, ma il professor Canali è il massimo esperto dell'argomento, ha scritto dei testi fondamentali su questo argomento. E l'ultimo incontro il 31 marzo con un altro grandissimo storico, Andrea Graziosi, dell'Università Federico II di Napoli, che parlerà dell'Unione Sovietica dal trionfo al degrado. Sarà anche questo un incontro molto molto interessante. Grazie ancora per la partecipazione così numerosa. Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata dedicata alla storia della Repubblica di Venezia. Io non ruberò molto tempo in verità al relatore, perché giustamente lasciamo spazio visto che il tempo non è poi così tanto, però avevo piacere di appunto introdurvi brevemente la serata. Perché? Questo perché spesso appunto, come vi dirà poi il professore, la storia veneziana passa per argomenti ormai noti ai più. In questo libro invece si è preso, come posso dire, come perno centrale della narrazione, un elemento che spesso è poco considerato, ma in verità, un po', riprendendo il titolo del primo capitolo del libro, la storia veneziana tra 5 e 600 si può definire come l'età del legno. Questo perché il legno era il materiale principe, di tutte le realizzazioni, da quelle navali all'edilizia. Facciamo un esempio banalissimo: sappiamo che Venezia è costruita su migliaia di tronchi d'albero conficcati nel fondo della laguna, e che lo stesso legno, per esempio, serviva a alimentare le fornaci della Serenissima, quindi a dare via, per esempio, all'industria del vetro, così come appunto a diventare la base per tutte le navi che hanno solcato i mari del Mediterraneo, tra l'altri, e che sono state poi quello che è stata la fortuna di Venezia, che è appunto una città basata prima di tutto sul commercio. Nulla, per concludere questo brevissimo intervento avrei piacere di leggervi solo un breve estratto dell'introduzione del libro, che credo riassuma bene quelli che poi saranno i concetti della serata. Un materiale, il legno appunto, essenziale il cui utilizzo ha visto incrociarsi la storia, quella con la S maiuscola, con fatti e ricordi apparentemente minori, o mai perduti nella memoria: la crescita degli alberi, lo sfruttamento forestale, il commercio, la diplomazia, la politica e l'arte navale che intorno ad essi ruotava. Suscitare un interesse sul tema del legno, in particolare di quello appartenente alla Serenissima Repubblica, significa partire alla ricerca di un territorio e di un'antica cultura. Significa trovare le tracce di una storia quasi sconosciuta che si insinua tra le pieghe di quella maggiore, ben più nota e scontata. Significa compiere un viaggio nel tempo e nello spazio, dalla sfera collettiva a quella più intima delle famiglie, dei contadini, del paesaggio dove essi vivevano. Con questo concludo, lascio la parola al redattore e vi auguro una buona serata. Grazie, buonasera, mi sentite? Ecco, intanto grazie alla signora Sindaco qui presente, all'editore Ruggero Favero per le belle parole di introduzione. Sono arrivato adesso a Bassano da Gorizia, attraversando la pianura veneta e vedendo quant'è densa di costruzioni, di case, di tralicci, di tante cose. Un viaggio abbastanza
pesante, devo dire, tante strade, un traffico incredibile. Ebbene, questa sera io vorrei, se è possibile, che ci immergiamo un momento nel passato di questi territori, in un passato importante. E lo scopo di questo incontro è appunto parlare di un materiale, il legno. Allora io mi chiedo e vi chiedo: cos'è un legno, un pezzo di legno rispetto all'uomo? Possiamo rispondere semplicemente nulla, è un frammento vegetale. In realtà l'uomo lo ha lavorato, l'uomo lo ha plasmato e ha comandato al legno di diventare qualche cosa di importante nella vita di tutta l'umanità. Ebbene, per più di 2000 anni, restando al nostro continente, l'Europa era l'Europa rurale, caratterizzata da una quotidianità dove tutti gli esseri umani si dedicavano alla cura dei campi e alla silvicoltura. Questa attività che, diciamo, prendeva tutta la giornata delle popolazioni e dei residenti aveva un carattere, anzi qualche carattere che abbiamo dimenticato, ovvero la pazienza, anche la fatica e come, e poi la conoscenza dei ritmi stagionali e dei ritmi quindi naturali. Sono state queste conoscenze tramandate dai padri ai figli per generazioni. Ecco, il legno deriva dallo sfruttamento delle foreste, un materiale vegetale utile, sfruttato dall'uomo, e un materiale che non ci può non riportare da dove proviene, ovvero sia alle foreste. E qui, in questo incontro nostro di questa serata, parleremo dei boschi di un tempo, quelli della Serenissima, che avevano le loro particolarità. Prima di entrare nel merito della vicenda forestale, voglio dire che quanto noi oggi, ciascuno di noi, le nostre famiglie, il nostro vivere, sia circondato da tanti oggetti. E questi oggetti sono fatti dei materiali più diversi, leghe metalliche, vetroresina, silicone, plastica e via dicendo. Tutto questo un po' ci sommerge e non ci fa pensare invece a quello che quanto fosse semplice, quanto fosse sana, quanto fosse, anche se sofferta, la quotidianità dei nostri antenati, che non sono poi tanto lontani nel tempo. Ecco, loro avevano a che fare con assai meno oggetti nelle loro case e quei pochi oggetti che avevano o erano di ceramica o erano in legno. Un materiale vivo che è stato nel tempo consumato dalla storia, un po' si è perso, un po' è ancora visibile, altro è sparito del tutto. E qui entriamo nella vicenda di Venezia. Prima di parlare di Venezia, però, vi faccio osservare questa cartina che riporta la situazione boschiva fino intorno all'anno 1000-1200 nel Dogado Veneto, soprattutto. E come vedete c'erano le foreste alpine, quelle prealpine, ma c'erano anche le foreste, i boschi di pianura, che praticamente dall'Isonzo arrivavano fino a e oltre Verona. Nessuno immagina che c'era una selva di Verona, una selva di Treviso e la cosiddetta selva luparica più o meno nell'area del Friuli. Queste selve, diciamo, di pianura sono completamente scomparse. Sono scomparse già intorno all'anno 1100-1200. Sono scomparse perché sono andate da qualche parte. Sono andate tutte a Venezia e a sostenere Venezia. Ecco allora che entriamo proprio nella storia di questa città, che è anche la storia di questi territori. Venezia nel 1500 era una città molto popolata. Non dobbiamo dimenticare che
per dati abbastanza certi che ho ritrovato all'Archivio di Stato di Venezia, circa il numero degli abitanti della città, si parlava di circa 160.000 residenti nella sola città di Venezia. Oggi sono meno della metà. Nel Cinquecento Venezia era la terza città più popolata d'Europa, pensate un po', dopo Parigi e dopo Napoli. Quindi vedete che importanza aveva a quell'epoca. E fin dalla sua nascita, collocata diciamo convenzionalmente il 25 marzo del 421, Venezia aveva un'idea particolare. Intanto il primo nucleo della città si trovava nel cosiddetto Rivus Altus, che poi si può tradurre nell'italiano Rialto. Era lì un isolotto un po' più alto degli altri. E questa città si era sviluppata dal 1400 in poi, basandosi essenzialmente su un disegno, diciamo così, politico-economico, strategico, come lo volete chiamare voi, ovvero sia sulla cosiddetta mercatura. Cioè Venezia praticamente non aveva scelto, come le altre potenze europee, di espandersi territorialmente, ma aveva scelto un'altra cosa, aveva scelto un mondo dove si stesse particolarmente bene e dove non doveva mancare nulla, quindi tessuti, pellami, metalli preziosi, il sale, le spezie, e dove, diciamo così, non solo non doveva mancare nulla di materiale, ma addirittura di religioso. Non per nulla la Repubblica di Venezia, come ben sappiamo, si chiamava Repubblica di San Marco. Ecco, la ragione principale per cui Venezia ebbe un grande sviluppo a quell'epoca, dal 1400, soprattutto tra il 400 e il 500 fino al 600, era data dal fatto che la città doveva crescere e soprattutto il legno doveva costituire, diciamo, uno dei punti cardine di questa crescita. Il legno, che a quel tempo era la materia prima essenziale. In questa bella immagine voi vedete il Canal Grande con le sue imbarcazioni, il suo traffico. Allora non c'erano onde provocate da motoscafi, tutto trascorreva in maniera placida e silenziosa, a parte un rumore di sottofondo sulla quale parleremo più tardi, ovvero sia il lavoro dei marangoni, dei falegnami, dei laboratori del legno, appunto. Ecco, intorno al 500, vi dicevo, si era verificata non solo a Venezia, ma un po' in tutta Europa, un momento di penuria della materia prima rappresentata appunto dal legno. Una penuria dovuta sia a fattori climatici che anche alla crescente domanda di questa materia, sia per le costruzioni civili, sia per le costruzioni militari. Ecco allora che Venezia si trovò nella necessità di darsi da fare, o meglio gli organi decisionali della Repubblica capirono e compresero che era il momento di accentuare l'attenzione della Repubblica stessa non soltanto, diciamo, sul fronte del mare, ma anche sul fronte della terra, laddove appunto si trovavano i boschi, le foreste. Approvvigionarsi del legno non era facile a quell'epoca, ma Venezia fu fra le prime istituzioni europee a capire che occorrevano due fattori affinché la materia prima essenziale per la vita economica, politica e militare della Repubblica fossero al sicuro. I due fattori erano costituiti da innanzitutto una buona amministrazione. Una buona amministrazione voleva dire non soltanto organi decisionali competenti e capaci di affrontare i problemi, ma anche una serie di leggi che dovevano essere rispettate. E il secondo elemento era invece quello costituito dall'elemento umano, ovvero sia una forza lavoro adeguata e di vario genere. Una forza lavoro che ruotava appunto tutto intorno alla lavorazione del legno. Quindi un universo antropico fatto da non solo funzionari e dirigenti della Repubblica,
ma anche commercianti, falegnami, maestri d'ascia, boscaioli, zattieri, batellanti, braccianti e così via. Tutta una umanità, ciascun settore con il suo compito, e poi c'era il livello più basso, quello che in termini novecenteschi si potrebbe definire come il sottoproletariato, gli ultimi. E questi ultimi chi erano? Erano i cosiddetti battipalo, una categoria particolare fatta di povera gente che doveva mettere la propria forza fisica al servizio della comunità per essere pagata con un bianco e nero, un bicchiere di vino e basta, un po' di sale nelle ipotesi migliori. I battipallo avevano il compito di impiantare i legni in laguna per costruire edifici, ma anche per mettere le briccole e le paline, che sono dei segni che segnano, diciamo così, la navigazione in laguna. Ecco, questa presenza di questa povera categoria, questa umanità, diciamo così, all'ultimo gradino della scala sociale, lavorava però in squadre che erano reclutate praticamente in tutto l'arco, diciamo, del Nord Adriatico, praticamente da Chioggia passando per la laguna di Venezia fino alla laguna di Marano e di Grado. Ecco, loro avevano questo compito duro a colpi di forza fisica. Qui vediamo l'ultimo battipalo in servizio negli anni 50 a Venezia, vedete rappresentato molto bene questo suo sforzo fisico. Stavano lì ore e ore a battere questi pali in fondo sul fondo. Si consolavano certe volte canticchiando delle nenie e delle filastrocche anche molto simpatiche, ma era un lavoro noiosissimo e faticosissimo. Ecco, io vorrei soffermarmi sul significato di questi pali, perché tutto il legno che arrivava in Venezia, preso dai boschi, trasportato con tecniche particolari fino in città, costituiva appunto la base sulla quale dovevano appoggiarsi tutti gli edifici, i palazzi, e quindi andavano conficcati questi pali, una volta scorticchiati e preparati, su uno strato sotterraneo piuttosto solido, non la sabbia superficiale, ma uno strato un po' più profondo, che viene definito in termine tecnico caranto, e che era praticamente una argilla sedimentosa compatta a circa 4, 5, 6 metri di profondità, dove si potevano finalmente far presa questi pali. Pali che erano costituiti, diciamo, da sostanze arboree precise, solo quelle, ovvero sia il pino, il larice e la quercia. Dal diametro dei 25 ai 35 centimetri circa, andavano collocati uno vicino all'altro, attaccati, e dovevano essere, diciamo così, costituire una base molto solida per quello che andava collocato sopra. Tutti gli studi che si sono fatti sulle fondamenta di Venezia sono concordi nell'aver individuato 3 tecniche che sono riuscite per secoli ad assicurare la stabilità della città, almeno fino al Novecento, dove qualcosa è cambiato purtroppo. E queste tecniche si basavano, la prima, sul cosiddetto costipamento. Costipare vuol dire piantare pali uno vicino all'altro, uno attaccato all'altro, perché se erano distaccati c'era il rischio che si infilassero dei parassiti, le teredini, per cui alla fine non era assicurata la durata di questo legno. Poi la superficie, diciamo così, una volta che formavano questi pali, 10 pali per metro quadrato circa, diventava una superficie compatta sulla quale poi si collocavano dei tavoloni di circa 2-3 centimetri di spessore, e quindi praticamente venivano fatti dei grandissimi tavolati, che era in sostanza un terreno artificiale che sostituiva il terreno naturale che in terra si fa sulle fondamenta di una casa. E il caranto
sotto che sostiene questi pali, è ovviamente diverso dalla terra che troviamo appunto in terraferma, per cui, e anche naturalmente dalla roccia, per cui in realtà Venezia poggia su una palude profonda, ma non immobile, come può essere la pietra o la terra. Altra tecnica molto importante che ha assicurato che i palazzi e gli edifici di Venezia arrivassero fino a noi è la tecnica cosiddetta della impermeabilità, ovverosia sui tavoloni lisci si poggiavano le vere e proprie fondamenta costituite da una pietra particolare, la pietra dell'Istria, una roccia che, a differenza delle altre pietre provenienti dalle zone alpine o prealpine, presenta i caratteri della impermeabilità e della porosità, della bassa porosità, per cui sono pietre bianche che resistono molto bene agli agenti atmosferici. Questi strati di pietra, qui vedete in questa immagine anche lo scavo di un canale nel quartiere di Dorsoduro, nel sestiere di Dorsoduro a Venezia, che ci mostra chiaramente queste fondamenta, prima i pali, poi diciamo qui non si vede bene i tavoloni e sopra le pietre, e poi le pietre d'Istria che sostengono addirittura in questo caso un pontile. Ecco, gli strati di pietra dovevano raggiungere un livello particolare, un livello di sicurezza, cioè quello medio delle maree, cioè non dovevano le maree andare molto oltre, e quindi la pietra doveva resistere all'azione, diciamo così, erosiva sia dell'acqua salata che degli agenti atmosferici. In questa immagine voi vedete che la pietra d'Istria alla base di questo palazzo è già intaccata dall'umidità. Vi crescono, diciamo, dei muschi che non dovrebbero esserci. Questo perché all'epoca in cui fu edificata questo palazzo, come quasi tutti gli altri a Venezia, non si era certamente previsto che i fenomeni atmosferici del Novecento e del nostro secolo, e soprattutto il via vai di motoscafi e di imbarcazioni a motore, avrebbe compromesso seriamente il disegno antico della diciamo impermeabilità della base della città. E voglio ancora aggiungere che in questa fotografia, una delle rare fotografie fatta negli anni 50 in uno scavo nel quartiere di Casteo, sempre nel sestiere di Venezia, si vedono anche alcuni pali che sono stati tolti, ma la parte, diciamo, originale è quella dove ci sono quei tre signori in piedi, e lì c'è proprio la base sostanziale dei palazzi di Venezia antichi. Tutti gli edifici di Venezia dovevano dunque adattarsi a un terreno instabile, ai movimenti del suolo, cioè dovevano essere in qualche modo elastici. Conseguentemente i muri portanti dei palazzi che si affacciano sui canali sono quelli perimetrali. La facciata in realtà non ha una funzione di muro portante, pertanto poteva essere forata con queste trifore, bifore e altri tipi di luci che facevano entrare nel palazzo una luce meravigliosa e consentivano anche l'edificazione all'interno di grandi sale luminose. Una attenzione particolare era invece data ai solai di questi edifici, di quasi tutti gli edifici di Venezia, che dovevano essere in qualche modo costruiti con un legno leggero e soprattutto fissati al muro con dei tiranti metallici che avevano e hanno lo scopo di opporsi al collasso eventuale verso l'esterno di tutti gli elementi murali. Naturalmente quando si pensa a Venezia, quando si va a fare una visita in questa meravigliosa città, la prima cosa che si vede sono queste briccole
che consentono appunto la navigazione sicura, e si pensa anche a un altro elemento importantissimo dello splendore di questa città nel passato, ovvero sia la Casa dell'Arsenal, ovvero sia il cantiere navale di Stato di Venezia, l'Arsenale. Però a Venezia non era solo quello il luogo dove si costruivano le navi, le barche. In Venezia c'era un enorme numero di piccoli squeri privati e soprattutto laboratori artigianali collegati a questi piccoli e grandi squeri privati. E questi laboratori artigianali in Venezia erano disseminati ovunque in città. Ecco perché vi dicevo all'inizio, no? Se chiudiamo gli occhi e andiamo nella Venezia del 500, del 600, fino al 700, non sentivamo altri rumori che il rumore di una falegnameria. Ecco, e qui esisteva proprio una vera e propria arte del legno, dove la categoria più importante, i proletari di Venezia, i lavoratori, gli operai, diremo, erano i marangoni. Marangon significa appunto falegname, come forse si dirà anche a Bassano, il marangon. Sì? Ecco, in tutto il Veneto si parla di marangon. Ecco, si costruì, ed è anche un cognome, benissimo, giusto. Si costruivano tante imbarcazioni piccole e grandi, ma erano tutte di legno, e alcune sono notissime ancora oggi, la gondola per esempio, ma la gondola del passato era un po' diversa dalla gondola del presente, intanto perché non serviva per scopi turistici, ma soprattutto perché tutte le gondole del passato erano dotate di cabina, cioè una cabina con porte, finestre e tendaggi per resistere alla pioggia, al vento e per salvaguardare un po' l'intimità dei passeggeri, che erano quasi tutti benestanti. Oggi questa Fels si chiamava, questa struttura non esiste più, non la fanno più. Però a parte la gondola c'erano un'infinità, e ci sono ancora un'infinità di altre imbarcazioni piccole o di medie piccole dimensioni molto diffuse, i burci, i burchielli, poi c'erano le batele, le sampierotte, i bragozzi, i toponi, c'erano le peote, tanti altri nomi anche molto simpatici. Era tutto una industriosità di questi laboratori, di questi piccoli squeri, che veramente non aveva pari addirittura in Europa. E per questo motivo Venezia è diventata grande, ma è diventata grande soprattutto perché ha prodotto una flotta fenomenale nel Cinquecento. Infatti, diciamo a partire dal 1400, le supreme autorità dello Stato si sono accorte che bisognava costruire delle navi da guerra con certe caratteristiche, e per costruire certe navi da guerra occorrevano i falegnami giusti, i proti, per cui ecco il lavoro, il mestiere del marangone e del falegname, del carpentiere, come si vuol dire, si prese due distinte direzioni in Venezia, perché c'erano i marangoni de fora e i marangoni de dentro, cioè quelli che erano de fora erano praticamente i falegnami privati, e quelli de dentro o de drento erano invece gli arsenalotti, quelli che lavoravano alle dipendenze della Repubblica di Venezia all'interno dell'arsenale di Stato, e si chiamavano non per niente arsenalotti. Loro erano divisi con dei ruoli ben precisi, i proti, i maestri d'ascia, poi c'erano i remeri, poi c'erano anche gli alboranti e via dicendo. Ogni falegname, ogni carpentiere aveva la sua specificità. E un'altra sottocategoria che si sviluppò a quel tempo, soprattutto quando Venezia cominciò a costruire le famose imbarcazioni di prestigio che si chiamavano Bucintoro, un'altra categoria fu costituita dagli cosiddetti indoradori. Qui vediamo alcune immagini ancora della città e delle paline
e delle magnifiche paline che sono decorate con gusto e che segnano l'ormeggio di fronte agli edifici più prestigiosi della città. E qui soprattutto vediamo il lavoro dei falegnami nei marangoni. Questa è un'immagine di un laboratorio veneziano, si trova a Lido, molto recente. Loro indorano ancora del legno, ma ormai di laboratori di questo genere in Venezia se ne possono contare su una mano, sono pochissimi. Io volevo richiamare la vostra attenzione però su questa nave, sarebbe da parlare parecchie ore sulle altre navi costruite a Venezia, sulle galee, sui galeoni, sulle galeazze e via dicendo. Ma il Bucentoro merita un ricordo particolare, perché era un'imbarcazione che tutta la vita della Repubblica ne furono costruiti solo 3 esemplari, costavano un occhio della testa e uscivano, salvo occasioni particolari tipo la visita di un capo di un re o di un imperatore in Venezia, uscivano solo una volta all'anno dall'arsenale. Per la festa dell'Ascensione o della Sensa, come si dice a Venezia, per una cerimonia che era lo sposalizio del mare e che serviva a galvanizzare un po' la popolazione, i cittadini di Venezia, i residenti, ma soprattutto a far vedere a tutto il mondo la potenza e il prestigio, la perfezione nell'arte della costruzione delle navi appunto della Repubblica. Il Bucintoro, che qui vedete riprodotto in un modellino perché non ne esistono più di modelli veri, in quanto l'ultimo è stato bruciato da Napoleone nel 1797 alla caduta della Repubblica. Ecco, il Bucintoro si basava su 2 piani, un piano inferiore dove stavano i rematori, c'erano ben 42 remi color rosso molto lunghi, molto pesanti da manovrare, ed era un onore per chi andava a muovere questi remi essere sul Bucintoro a fare quel lavoro. Questi rematori erano tutti dei giovani figli, parenti degli arsenalotti, cioè di quelli che lavoravano in arsenale e che si dedicavano quindi all'arte delle costruzioni navali. E poi nel piano superiore si accoglievano i senatori, la nobiltà, i prelati, fino al doge. Ecco, un gioiello veramente mitico della Repubblica, che nel 600 era costato qualcosa come 70.000 ducati d'oro, quindi una cifra enorme. E si sa anche che portava notevoli decorazioni, appunto tutte dipinte in oro sia in prua che in poppa. Quella che si trova in prua è la Statua della Giustizia ed è l'unico reperto rimasto integro ed è arrivato fino ai giorni nostri, tant'è vero che si trova al Museo Navale di Venezia. Tutto il resto è stato bruciato, è stato depredato e naturalmente è stato distrutto perché rappresentava l'ancien régime e quindi rappresentava il vecchio che nell'ideologia di Napoleone andava cancellato. Ecco, c'è ancora da dire che su queste costruzioni il lavoro dei falegnami era un lavoro artistico di altissimo livello e che il Bucintoro partiva praticamente davanti al Palazzo Ducale, dove imbarcava tutte le autorità, e poi pian piano raggiungeva, si può dire in regata, la zona del Lido, ovvero sia la chiesa di San Nicolò al Lido, accompagnata da un centinaio di natanti, e c'era tutta la città che festeggiava enormemente questo avvenimento, che era veramente una grandissima festa. Che cosa si può dire ancora su questa nave, se non che fosse coperta da diciamo una grande tenda che si chiamava Tiemo, tutta in color rosso e porpora, che
all'interno di questa imbarcazione c'erano arredi e decorazioni di grande valore e di grande, diciamo così, sfarzo, perché, lo ripeto ancora una volta, voleva rappresentare appunto la grandezza di Venezia nel mondo. Tutto finisce, ma tutto ha un inizio, tutto ha una fine, ma voglio un attimo tornare indietro e dire che anche il Bucintoro, come le galee, le galeazze e tutte le altre navi che venivano costruite a Venezia, erano lavorate qui, all'interno dell'arsenale di Stato, di cui questa immagine seicentesca riporta abbastanza bene l'idea del lavoro che vi si svolgeva dentro. Il legno giungeva all'arsenale di Stato nel sestiere di Casteo a Venezia a bordo di burci, non di zattere, perché c'è da dire che mentre dalle Alpi e dalle Prealpi il legno diciamo veniva fluttuato lungo i fiumi, il fiume Adige, lo stesso Brenta, il Piave, pensate che erano tutti fiumi navigabilissimi. E come sono ridotto? Come è ridotto oggi il Piave? Io non so il Brenta se è ancora in qualche modo navigabile, però ecco, la portata di un tempo permetteva il trasbordo del legno degli alberi dalle Prealpi e dalle Alpi fino alla laguna, fino a Venezia. Arrivavano assemblati in zattere e arrivavano per essere smontati ed essere avviati ai magazzini su quella che oggi si chiama Riva delle Zattere. Non per nulla si chiama Riva delle Zattere. Lì arrivava il legno, diciamo, soprattutto per gli usi civili, anzi essenzialmente per gli usi civili, ma per gli usi militari, ovvero sia per la costruzione delle navi, il legno arrivava da un'altra parte, arrivava non con le zattere, ma arrivava a bordo di burci di una certa dimensione. E a questo proposito non posso non farvi notare un altro elemento molto importante. Quando si parla di alberi, si parla di alberi genericamente intesi, ma gli alberi, come tutti sappiamo, hanno una grandissima varietà. Uno degli alberi diciamo, sui quali la Repubblica aveva sempre messo gli occhi con maggiore attenzione era quello che io chiamo il re degli alberi, ovvero la quercia o rovere. E il rovere è un'essenza arborea che si trova un po' in tutta Europa, ma non è neppure esso uguale da una parte o l'altra. Il rovere o la quercia di montagna è diversa dalla quercia di pianura e c'è un'ulteriore differenza nella essenza arborea dei roveri se si parla dei boschi, diciamo così, di palude o vicino al mare. Ecco, diciamo che uno di questi boschi, uno di questi rari boschi si trova in Istria, e precisamente nella Val de Montona in Istria, un bosco di piccole dimensioni, ma con una essenza arborea particolare che i proti veneziani avevano subito individuato e compreso essere, diciamo così, l'elemento principale per la costruzione di galee e di galeazze e di galeoni in grado di sopportare il peso non solo delle intemperie ma anche del tempo. Gli alberi che si trovavano in questi boschi, c'erano naturalmente boschi e boschi, c'erano i boschi di prima classe, demaniali e gli altri. Quelli di prima classe erano i boschi prealpini, parlo per esempio soprattutto del bosco del Montello, che era un bosco molto pregiato e forniva un ottimo legno a Venezia, e poi c'era il bosco di Somadida e poi c'era questo bosco della Val di Montona, dalla quale oltretutto proveniva la mia famiglia, e che aveva una quercia particolare che si chiamava quercia, si chiama tuttora quercia lacustre. La quercia lacustre affonda le sue radici nella palude. Il bosco della Val di Montona era un bosco alluvionale, paludoso, molto umido, in più era vicino al mare.
per cui queste piante crescevano e si adattavano appunto al mare, all'acqua, per cui i veneziani, i proti-veneziani, nel tener presente questa caratteristica, non solo avevano deciso di sfruttare quel bosco, ma anche di mantenerlo, cioè di non distruggerlo, di non far piazza pulita degli alberi, ma anche di educare gli alberi e i loro rami a crescere in un modo particolare. Praticamente si è scoperto che in qualche modo la prima fase della lavorazione di una nave, di un tempo naturalmente, di una galea e di un galeone in arsenale, in realtà la prima fase della lavorazione avveniva nel bosco. Per quale motivo? Perché con un sistema particolare fatto di una crescita seguita da parte sia dei residenti locali, boscaioli, contadini, piccoli proprietari locali, che dei proti e i carpentieri navali che da Venezia arrivavano fino in Istria attraversando il mare, era una tecnica che consentiva una particolare curvatura degli alberi stessi, curvatura che si sarebbe poi adattata allo scafo navale. Ora, naturalmente questa tecnica aveva una caratteristica che era stata mantenuta in gran segreto, perché era un segreto di Stato. Allora, che cosa si fece per evitare che il nemico della Repubblica di Venezia, che era costituito non solo dagli ottomani, ma anche dalla Casa d'Austria? Ricordiamo che la Casa d'Austria era il principale nemico di Venezia, quello più, oltretutto territorialmente più vicino. Ecco, per evitare che il nemico si impossessasse di segreti relativi alla costruzione navale e alla crescita delle piante in un certo modo, in modo da poterle poi adattare alla costruzione, si fece sì che queste tecniche fossero tramandate oralmente, e quindi di questo stavano molto attenti. Per cui nella ricostruzione che ho fatto, ma qui lo dico veramente velocemente in 2 parole, io mi sono solo che basato su un'altra tecnica fatta molto lontano da noi, ovvero il Giappone. E tutti voi conoscete la tecnica della crescita dei bonsai. Praticamente più o meno con la stessa tecnica si facevano crescere gli alberi, e le querce in particolare, che nel linguaggio del tempo si possono trovare dei documenti molto interessanti all'Archivio di Stato di Venezia, venivano chiamati legni da garbo, garbati, persona garbata. Chi è la persona garbata se non una persona educata, gentile, fatta in un certo modo? Ecco, il termine probabilmente arrivava forse da quella tecnica particolare. Per non dire poi che tutti questi alberi, una volta individuati e fatti crescere in un certo modo, erano tutti registrati diciamo in registri particolari che si chiamavano catastico. Il catastico dei terreni, che conteneva l'elenco di tutte le piante, che guai toccarle, chi le abbatteva o chi solo si azzardava a rompere un ramo, a prendere dei rami per utilizzarlo a casa sua, veniva punito, ma in maniera molto forte. E addirittura Venezia pensò di introdurre anche in Istria il sistema delle denunce anonime, ovvero sia del mettere nella cosiddetta bocca del leone, posta in posti strategici, la denuncia di coloro che danneggiavano i boschi, e i danneggiatori dei boschi compivano un reato punito per legge con la multa nei casi migliori, ma anche con la fustigazione o addirittura con la condanna al remo per chi si rendeva, diciamo così, reo di un attentato a un albero registrato. Quindi vedete, Venezia aveva un sistema anche molto severo di sorveglianza dei terreni e dei suoi alberi, ma il risultato c'è stato, perché poi c'era tutta una tecnica per riprodurre il bosco, per evitare che venisse distrutto come nelle epoche precedenti, che ci fosse la deforestazione, con tutto un insieme di leggi e terminazioni ducali o leggi boschiere, come venivano dette, sul quale sarebbe bello
dir molto, ma non ne abbiamo il tempo. Io direi che sono a disposizione per eventuali domande, sperando di avere, diciamo, colto la vostra attenzione su questo passato di Venezia che è forse meno noto di altri. Sì, prego. Guardi, si parla di intorno sia nel 500 che nel 600 si parla di 25 milioni di metri cubi di materiale circa. Non esistono statistiche precise, però la quantità era quella, quindi una quantità enorme e soprattutto una quantità che era cresciuta di anno in anno, perché anche dobbiamo tenere presente che se oggi noi viviamo il cosiddetto riscaldamento climatico, tra il 1500 fino a quasi al 700 c'è stata una piccola glaciazione, sembra, per cui le temperature invernali erano piuttosto rigide e questo comportava ovviamente, come si può intuire, la necessità di bruciare di continuo il legno. Per giunta, in Venezia, come anche del resto ovunque, c'era l'abitudine di tenere sempre acceso il fuoco anche d'estate. Per quale motivo? Per asciugare i panni, cucinare, e quindi era sempre un consumo, diciamo, senza interruzioni. Sì. Ma l'industria del vetro tutto sommato richiedeva una quantità abbastanza modesta di legno comparata al resto della città, abbastanza modesta. Però ecco, a proposito di no, non c'era un legno destinato specificatamente per Murano o per l'industria del vetro. Si può dire però una cosa, che nulla veniva buttato via. Gli scarti, ecco, anche gli scarti del legno venivano utilizzati. Quando sulla riva delle zattere arrivavano queste zattere appunto in legno che poi dovevano essere smontate, succedeva che nel percorso fluviale qualche pezzo di legno andasse danneggiato, perché c'erano anche, urtavano le rive, poteva anche in qualche modo andare in secca, quindi c'erano dei danni, ma anche il legno danneggiato veniva riutilizzato e quindi la parola spreco non esisteva. Sì. Guardi, siccome conosco bene Istria e Dalmazia, molte volte anche ho sentito anche dagli amici croati dire che Venezia ha distrutto la vegetazione della Dalmazia. Non è vero niente. La Dalmazia è sempre stata una terra brulla e avevano degli alberi, diciamo, piuttosto bassi, di modeste dimensioni, quindi le incoronate non erano mai con una vegetazione arborea. Diciamo, le uniche isole con vegetazione arborea erano alcune isole del Quarnero, tra le quali Veglia e poi l'interno dell'Istria, ma non altro. Man mano che si scende giù dalla Dalmazia fino in Albania e in Grecia, voi vedrete che sì, c'è vegetazione all'interno, ma non lungo la linea costiera. Sì, sì, sì.
E come? C'era la magnifica comunità della Val di Fiemme, si chiamava appunto Magnifica Comunità, la quale era costituita da piccoli proprietari, contadini, boscaioli, eccetera, che già nel 400 era diciamo, entrata in contatto con Venezia, e Venezia nei riguardi di queste comunità si comportò diciamo un po' diversamente da quanto si comportò con, per esempio, con le popolazioni dell'Istria, nel senso che riuscì a stipulare dei contratti con loro. I contratti che consistevano in che cosa? Nel do ut des, cioè io ti faccio delle agevolazioni daziarie e tu mi fornisci il legno. In più, in questi contratti si stabiliva che il trasporto del legno, dei cadorini soprattutto, fosse fatto da loro, non dalla gente di pianura veneta. Quindi in qualche modo avevano un riscontro. Poi c'era un'altra cosa da dire, che nei confronti di tutte le comunità che vivevano nei boschi o intorno ai boschi, la Repubblica aveva un rapporto, diciamo, di un certo livello, nel senso che le comunità accettavano anche delle leggi molto dure, molto severe e anche condizioni non facili. Però c'era sempre l'idea nelle popolazioni, soprattutto parlo dell'Istria e del Friuli, che la Repubblica di Venezia costituisse un baluardo nei confronti di chi minacciava la tranquillità di quelle popolazioni che erano più sulla rotta degli ottomani, degli scocchi, dei pirati e delle incursioni diciamo anche degli austriaci, che invece Venezia cercava di evitare, di difendere. Quindi c'era un elemento anche di sicurezza. Per non dire poi un'altra cosa, che la popolazione dell'Istria, che era costituita diciamo da tutta gente parlante l'istro-veneto, fino al 1500 fu colpita da fenomeni di grave carestia, oltre che di malaria. E quindi in questa penisola ci furono dei vuoti terribili, per cui pur ricca di boschi e di materie prime come anche la pietra, abbiamo parlato prima della pietra d'Istria, pur ricca di queste materie prime, aveva un handicap rappresentato dal fatto che c'era poca gente, poca popolazione che poteva dedicarsi al lavoro. E quindi Venezia che cosa fece? Favorì l'immigrazione dalla penisola balcanica. Quindi diciamo, tutta l'infiltrazione slava, diciamo dal profondo balcanico verso la Dalmazia e l'Istria, fu in qualche modo incoraggiata da Venezia proprio per questo motivo diciamo economico. E questo naturalmente comportò un'alterazione naturalmente etnica, però c'è da dire anche una cosa: tutti coloro che arrivavano, che erano serbi, bosniaci, morlacchi, rumeni e via dicendo, tutti coloro che arrivavano in territorio diciamo veneziano, l'Istria era in gran parte veneziano, una parte era austriaca, una parte veneziana, quasi tutti imparavano subito l'istro-veneto, cioè il veneto era come una specie di lingua franca, per cui loro volevano parlare il veneto e pian piano si erano integrati. Ma Venezia non costrinse mai questa gente a parlare, non obbligò mai a parlare la lingua istro-veneta. Si imparava perché così era, cioè era quasi una cosa spontanea. E poi naturalmente bisogna anche tenere presente che un tempo come un po' oggi i migranti non erano visti bene dai residenti, dagli autoctoni. Per quale motivo? Perché Venezia incoraggiava questa gente, diceva: bene, voi venite dalla Bosnia, diciamo dai territori da cui scappate perché c'erano gli ottomani che li spingevano via, la guerra che spingeva via questa gente, e noi vi accogliamo, vi diamo un pezzo di terra, vi diamo anche dei manzi perché siate qui a lavorare. Naturalmente i residenti non erano contenti di questo fatto, no? Per cui diciamo le frizioni c'erano anche un tempo, ma in qualche modo la Repubblica riuscì a integrare il tutto e a far sì che poi l'Istria fosse ripopolata.
In che senso contribuì? Sì. Sì, certo. Allora guardi, in un primo tempo Venezia si era anche determinata a rivolgersi ai cosiddetti foresti. Andare dai foresti però non è bello. Per quale motivo? Perché costa. Allora c'era il legno che proveniva dalla Baviera e addirittura dalla Selva Nera, ma costava l'ira di Dio. Quindi Venezia poi si rivolse piuttosto alle zone alpine e prealpine nostre. E tutto questo lavoro ha detto lei una cosa molto giusta: il legno di per sé non è che abbia un valore intrinseco, un grande valore intrinseco, ma il legno assumeva valore intrinseco per via del costo di trasporto. Il trasporto è un elemento molto importante di qualunque operazione economica, e il trasporto di materiali pesanti come legno, appunto, non era facile. Si poteva fare a quel tempo usando dei carri trainati, ipotrainati o da buoi, però lo si poteva fare per pochi chilometri, ma non per 50-100 chilometri. Ecco allora il trasporto fluviale o il trasporto via mare. Dall'Istria il legno arrivava, diciamo così, una volta trasportato all'interno dell'Istria con i carri, arrivava sul mare, poi all'altezza di Cittànova, alla foce del Queto, arrivava per via mare, o costeggiando, andando in laguna, bordisando, oppure attraversando in mare aperto. Però la traversata in mare aperto era sempre un po' rischiosa, si andava tutti in muda, cioè non un burcio soltanto, ma tanti, perché c'erano, diciamo, non soltanto le condizioni potevano cambiare, ma poteva esserci anche qualche pirata o qualche nave ottomana, per cui si costeggiava. Guardi, questo del legno trasportato in paesi di là del mare, oltre l'Adriatico, sinceramente non l'ho sentito, non vorrei dire una cosa inesatta. Sto pensando per esempio agli ottomani, i quali avevano anche loro delle foreste, non dimentichiamolo, però avevano, diciamo, delle costruzioni navali assai più scadenti di quelle veneziane. E quando ci fu lo scontro navale a Lepanto, la gran parte della flotta cristiana era costituita, oltre 100 di queste, quasi 300 navi cristiane erano veneziane, ed erano le migliori in assoluto. Il secondo cantiere del Mediterraneo era quello di Barcellona, il terzo era quello di Costantinopoli, però quello di Costantinopoli aveva due handicap: era a cielo aperto, quindi costruiva sotto le intemperie, e poi usava un legno scadente, tant'è vero che le navi ottomane avevano una vita breve e soprattutto quando venivano speronate andavano a picco molto presto. Non così le navi veneziane, tant'è vero che Sebastiano Venier, il grande ammiraglio della flotta cristiana veneziana, era gelosissimo delle sue navi, e quando dovette dare due delle sue galee in prestito agli spagnoli, e seppe che gli spagnoli non la tenevano bene, voleva impiccarli tutti, per dire, diciamo così, l'orgoglio di questi veneziani a quel tempo, soprattutto orgoglio della loro flotta, dei prodotti che avevano fatto. Sì. I boschi in pianura, diciamo che si può dire, cioè si può affermare con una certa sicurezza che dopo il 600 ci fu una politica forestale di riforestazione, ma ancora prima con Corner c'era, più che di riforestazione, c'era la necessità di recuperare le zone paludose, perché quella era risanare le paludi, quello era l'obiettivo principale. Ma si può dire che tutta la pianura del Dogado, quella nostra, vostra, era
un posto meraviglioso, una natura splendida, i giardini ben curati, un un paesaggio dolce che purtroppo oggi è scomparso completamente e soltanto verso la collina si comincia a intravedere un paesaggio bello e piacevole come poteva essere anche in pianura un tempo. Sì. Sì. No, no, ma sì. Sì. Mi risulta i cimbri furono una popolazione anche loro era una popolazione che viveva vicino ai boschi, quindi come tutte le popolazioni vicine ai boschi avevano, diciamo esigenze, e una vita modesta e una vita strettamente collegata con le stagioni, con la cambio delle stagioni e poi sapevano anche come, sfruttare la crescita delle piante e anche quando abbatterle, perché non si può abbattere un albero in un qualunque momento dell'anno e anche l'abbattimento di un albero avveniva con una certa tecnica che richiedeva cura e pazienza. Oggi con le motoseghe elettriche o a motore si può abbattere un albero alto 20 metri in 5 minuti, ma un tempo ci voleva una giornata intera, anche perché quando un albero cade, se non cade nella maniera giusta può fare dei danni. Quindi intorno diciamo, all'abbattimento di un albero c'era tutto un consulto prima di farlo abbattere. Ci lavoravano più persone, si studiava il modo per farlo abbattere, si creava una specie di vicole manere con delle asce particolari e poi lo si faceva cadere dolcemente, insomma, in modo che non fosse danneggiato, perché quello era l'operazione delicata. Quindi tutta una serie di saperi che sono completamente scomparsi e dei quali poco si sa ancora. Grazie. Sì. Il pubblico recalcitra, ma sentiamo ancora. Sì. Sì, certo. Certo, ma sa cosa le dico? No, la gentile signora chiede, se non sbaglio, ma questo personale, questi oltre diciamo così alle autorità dogali che Senato, Consiglio dei 10, eccetera, eccetera, che avevano tutti i loro ruoli ben definiti e molto importanti, ma quelli che stavano alla base, cioè i lavoratori, come imparavano? Come erano, diciamo, come si tiravano su? Questa mi pare la domanda, no? Allora dico subito che in Venezia non c'erano i sindacati dei lavoratori come li abbiamo oggi noi, c'erano le scuole che erano una specie di cooperativa, una specie di associazione di mutuo soccorso per coloro che erano iscritti alle scuole stesse e c'erano scuole importantissime, prestigiose, ma anche scuole umili, fra virgolette, nel senso che ospitavano, che so io, i Caligari. Sapete chi sono i Caligari? Il Caligari cos'è?
i calzolai. Vabbè, c'erano la scuola a Ponte anche dei falegnami, dei marangoni, e la scuola dei marangoni si trovava in Calle Carrozze a Venezia, e un'altra scuola era la scuola del Santissimo Sacramento a San Pietro in Castello, che aveva anche, quindi vicino all'Arsenale, che aveva come simbolo, già immaginate quale può essere il santo protettore dei falegnami, San Giuseppe, no? E lì si tiravano su, diciamo così, gli aspiranti, i giovani di bottega che poi dovevano imparare il mestiere. Invece all'interno dell'Arsenale c'era tutta un'altra funzionavano le cose diversamente, perché lì c'era un addestramento che col tempo era diventato professionistico. Quindi c'erano i giovani arsenalotti che dovevano farsi la loro gavetta agli ordini dei proti, dei maestri d'ascia più esperti, che agivano diciamo in stretta cooperazione con i dirigenti dell'Arsenale stesso, che avevano il compito di costruire la galea con una serie di tecniche particolari che sarebbe molto bello illustrare, ma che sono, diciamo così, richiederebbero anche delle immagini altrettanto importanti, che si rifanno alla cosiddetta tracciatura del sesto, ovverosia ad una prima operazione fatta dai proti più esperti, che consisteva semplicemente nel prendere uno spago piuttosto grosso, cospargerlo di una diciamo di una sostanza, di un gesso color rosso, e farlo sbattere per terra, di modo che per terra risultasse una linea lunga e dritta sulla quale si poggiava la chiglia della nave, cioè il primo elemento della galea o del galeone o della galeazza, sulla quale poi si inserivano le costole, ovvero sia quegli stortami e quel legno garbato di cui vi ho parlato prima. Quindi un'operazione fatta sì con delle carte, delle istruzioni, però in gran parte fatta solo in base all'esperienza e alla bravura, e anche diciamo all'acutezza mentale di queste persone, che avevano conoscenze paragonabili a quella di un ingegnere, quindi mica scherzi. E quindi operazioni particolarmente importanti per il successo del finale, che era il varo della nave, cioè quando veniva messa in acqua. Non esisteva champagne, così come non esisteva nessuno sulle galee, sui galeoni, sulle galeazze veneziane non si scriveva mai il nome della nave, mai. Sì. Giusto questa osservazione, e dico soltanto non so se è un proverbio, un detto che era invalso in Venezia, che riassume tutto quello che lei ha detto, e dice: bisogna, e questo lo dicevano i marangoni, bisogna mettere il legno giusto al posto giusto. Quindi ogni cosa, ogni oggetto, dal più piccolo al più grande, deve avere il suo legno, altrimenti non va. E quindi anche, come dice lei giustamente, ci vuole l'essenza particolare per quello. Se non c'è altro io vi saluto.